Grazie, buongiorno a tutti. Vediamo insieme la nostra proposta di strategia di protezione biologica della vite da peronospora, botrite, oidio e marciume acido. Iniziamo dal nuovo entrato in gamma Syngenta, il Romeo, che vi ricordo è il primo induttore di resistenza registrato su vite per peronospora, oidio e botrite e che da gennaio 2023 è commercializzato solo da Syngenta Italia. Vi ricordo anche che il Romeo è a base di cerevisane. Cerevisane è a sua volta una sostanza inerte che è costituita dalle pareti cellulari, quindi inerte, del Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae, sostanza inerte, la composizione della parete contiene un mucchio di sostanze in comune con i funghi patogeni, per cui i segnali di resistenza iniziano grazie all'azione mimica che allerta la pianta ad attivare le sue difese interne. Romeo, oltre a varie orticole, è registrato, per quello che ci interessa in questa sede, su vite da vino in pieno campo per oidio, peronospora appunto e botrite. Diamo un'occhiata a uno studio sull'attività di induttori effettuato biennalmente, in modo biennale, cronologicamente dall'Università Cattolica 2020-2021 su una serie di induttori di resistenza. Cosa si vede? Innanzitutto il primo paragrafo dell'esperienza riguardava l'efficacia degli induttori in miscela a bassi dosaggi di rame e si vede dai risultati che qui ho sintetizzato che c'è una differenza significativa tra i trattati, ma c'è una differenza anche tra i trattati con cerevisane, Romeo e la minarina rispetto agli altri nel controllo della peronospora stessa. La seconda parte dello studio riguardava l'efficacia degli induttori con successivi inoculi delle piante con peronospora. Anche qui cosa si vede? Che Romeo non mostra, come dal suo meccanismo di azione, un'efficacia con inoculo dopo un giorno, ma negli inoculi successivi a 3, 6, 12, 19 un'efficacia elevata fino al 70% nei 6 giorni. Romeo ha altri aspetti importanti, oltre alla riduzione di rame ma anche di zolfo, ricordiamo che è un prodotto inerte con una buona conservabilità e nessun residuo. Secondo prodotto della gamma, il Taegro, che l'anno scorso è stato registrato, lo sapevamo già che era attivo, ma è stato registrato ufficialmente anche per il marciume acido della vite, oltre che per botrite ed oidio. Vi porto dei flash di prove effettuate, questa in località Pescantina, Verona, su Parcelloni, dove, senza portarvi tanti dati di rilievi che comportano perdite di tempo, vi mostro delle foto dove nei testimoni non trattati c'erano acidi turgidi con abbondante mosto che fuoriesce, nei parcelloni con dose minima di Taegro trattato, effettuato alla fine del ciclo, 30 dell'8, 6 del 9, 12 del 9, c'erano meno acidi colpiti con minore uscita di mosto, e il Taegro a dose massima, sempre negli stessi momenti di intervento, con acidi colpiti ancora meno e completamente asciugati. Questo, oltre a ripercuotersi dal punto di vista visivo, si ripercuote anche sull'acidità volatile, che per l'enologo è molto importante, al di là di acido più, acido meno. E vedete che il Taegro a dose piena ha ridotto la componente di acidità volatile presente alla raccolta del mosto di meno della metà e molto meno del valore accettato in cantina. Il Taegro a dose minima ha comportato una riduzione, ma siamo lì. Per cui la linea è, come da premessa, Romeo ha effettuato in 2 blocchi con un intermezzo di circa 14 giorni nelle fasi iniziali, per finire con il Taegro. Quindi con Romeo controllo peronospora, oidio e botrite, con Taegro continuo a controllare nelle fasi finali oidio e botrite, ma anche il marciume acido. Secondo capitolo 2, strategia di contenimento di scafoideo e flavescenza. Cominciamo con il Quadris. Perché col Quadris? Perché il Quadris è ovviamente un fungicida con elevato controllo di oidio, blecrotiidi e scoriosi, ma che manifesta anche un effetto collaterale comprovato e significativo nella popolazione delle forme giovanili delle cicaline, compreso lo scafoideo.
Il posizionamento ottimale prevede quindi 2 trattamenti consecutivi a fine maggio, prima decade di giugno, in presenza delle prime forme giovanili scafoideo, in periodo in cui, vi ricordo, non si possono effettuare trattamenti insetticidi. Il secondo pilastro è l'Evure Pro, che è stato descritto come toflovalenate anche dal collega di Adamà, quindi con elevata efficacia sugli stadi giovanili, una buona persistenza, una elevata selettività verso i pronudi e una discreta selettività verso i fitoseidi. Il terzo entrato da quest'anno in disciplinare, come ricordavano i colleghi precedentemente, è il Karate Zeo, la lama da cialotrina, molto efficace anche sugli adulti, il prodotto più persistente da prove che ricordava il dottor Carraro all'inizio, e inserito appunto nei disciplinari regionali Veneto e Friuli Venezia Giulia 2023. I 2 nuovi entrati in catalogo sono Arbiogi e Bemotius. Cos'è l'Arbiogi? L'Arbiogi è il marchio per la Beauveria bassiana, registrato su vite da vino e uve da tavola per tripidi, cicalina e acari tetralichidi. Vi ricordo che la Beauveria bassiana è un fungo entomopatogeno scoperto tanti anni fa ormai, che può attaccare numerose specie di artropodi e a tutti i loro stadi di sviluppo. Non è solo un fungo entomopatogeno, è una insetticida acaricida con un modo di azione unico, diverso da tutti gli altri prodotti di sintesi. È selettivo per gli ausiliari e non ha nessun tempo di carenza. Vi mostro una sintesi di media di prove di Arbiogi nei confronti di Scaphoideo titanus, dove l'efficacia di Arbiogi è stata messa a confronto con standard a base di piretrine e uno a base di etofenprox. Vedete che siamo in linea. Bemotius è il nostro nuovo marchio a base invece di azadiractina A. Vi ricordo che il Bemotius avrà in etichetta un sacco di colture, ma tra cui anche la vite per cicaline, scafoideo, tripidi e anche piralide. 2 trattamenti l'anno, PHI 3 giorni. L'azadiractina vi ricordo che è un deterrente alimentare tratto dall'albero di Nim, ma è anche un regolatore di crescita verso un ampio spettro di insetti, più di 200. Efficace contro stadi giovanili, non ha attività patente, ha una mobilità traslaminare anche sistemica ed è relativamente sicuro nei confronti degli organismi benefici. Qual è la nostra linea quindi per lo scafoideo? Chimica Evure Pro seguito da Karate Zeo, integrata Evure Pro seguito da Bemotius e Arbiogi e in biologico Bemotius e Arbiogi. Se questo quindi è il posizionamento dei formulati per il contenimento dello scafoideo e della cicalina, a questo si deve aggiungere, e speriamo di poterlo fare già quest'anno perché è in attesa di approvazione dell'etichetta provvisoria, il Biom, l'acibenzolare S-metile, come induttore di resistenza della pianta vite verso il fitoplasma trasmesso dallo Scaphoideo titanus. Con questo ho finito e vi ringrazio.